come in quella gestione. E qui mi taccio. Ringraziamo tantissimo. Grazie. Ringraziamo tantissimo il dottor Maraschi e passo la parola a Giorgio Piazza, Presidente Nazionale Empaia. Empaia è una fondazione che vanta un'iscrizione di più di 9.000 aziende e per un totale di più di 42.000 assicurati. Correggetemi se sbaglio, ma insomma abbiamo qui tra noi una realtà davvero di altissimo livello e quindi ringraziamo il Presidente che ci permette la sua presenza. Buongiorno a tutti. Per primo voglio veramente ringraziare dell'invito e salutare tutti presenti in sala, le autorità, i rappresentanti delle associazioni di categorie e siamo tutti tra colleghi, quindi un saluto veramente caloroso anche da parte mia e di Empaia. Saluto ovviamente gli amici Alessandro Maraschi, dottor Maraschi, che come avete visto competenza e passione la esprime a ogni piè sospinto ed è il coordinatore e presidente della commissione e del comitato della gestione separata e naturalmente il nostro sindaco valente, vostro presidente Roberto Orlandi, che è sempre di supporto al grande lavoro che stiamo tentando di fare e mi auguro con successo in Empaia. E naturalmente a Filippo Moretto per l'invito e anche per il suo intervento, per la passione che mette nell'esprimere le sue idee e cercare di portare avanti un collegio provinciale che sicuramente, come abbiamo sentito, è in grande evoluzione positiva e questo fa ben sperare. Allora, il nostro settore di riferimento, serve dirlo, ma lo voglio dire, è ovviamente la nostra agricoltura, che è sicuramente un'agricoltura di grande qualità e che dà delle connotazioni anche di positività per il futuro. È un'agricoltura che ha il maggior valore aggiunto in Europa e nel mondo, quindi per la qualità del lavoro e per come si va a ricercare la valorizzazione delle ricchezze che il nostro territorio e le nostre imprese sanno produrre e sanno poi commercializzare e mettere non senza difficoltà. Parliamo di 2-3 volte il valore aggiunto delle agricolture europee, se poi andiamo nelle agricolture del Nord America eccetera arriviamo anche a 4-5 volte su alcune filiere, quindi una capacità di presidiare il mercato con un valore aggiunto veramente di notevole qualità. È la maggiore, nel nostro paese l'agricoltura è quella che ha dimostrato la maggiore resilienza sono dati recentissimi, un aumento ad esempio dei giovani del 14%, questo è fondamentale, con un terzo delle nostre imprese che sono al femminile. Credo che pochissimi settori, se non nessuno, possa vantare una caratterizzazione così diciamo lanciata nel futuro attraverso appunto il coinvolgimento di giovani e soprattutto la parte femminile. È un'agricoltura, come dicevo, di grande qualità, sono quasi 900, 870, 860, 870 prodotti a denominazione e a IGP, quindi a indicazione geografica tipica e con una diversità e una, chiamiamola pure biodiversità, che nessuna agricoltura può vantare in giro per il mondo. Faccio un piccolo inciso, sono anche uomo della bonifica, come è stato detto. C'è adesso la corsa, no? A presentare i progetti eccetera e nei punteggi il Ministero ha fatto un po' di confusione perché ha detto che DOC e DOP non sono la stessa cosa. Io ho detto, allora andate a leggervi la 238 del 2016 e forse vi illuminate eccetera eccetera, perché abbiamo anche di questi problemi. Nonostante questi cialtroni che stanno lì in mezzo ai ministeri, io non ho nessuna difficoltà a dirglielo in faccia, perché sono fatto così, come ricordava Maraschi, sono abituato per i miei trascorsi con la palla ovale ad andare addosso alle cose, soprattutto per abbatterle, no? E questo vuol dire vincere la partita. Ecco, capita anche questo, quindi noi abbiamo e siamo il primo paese in Europa e secondo al mondo per produzioni biologiche. Io sono un produttore biologico di vino,
faccio un po' di autopromozione, da 32 anni, non mi faccio spiegare certo da nessuno che cosa vuol dire l'approccio al bio, ma in Italia sta crescendo, siamo a oltre quasi 2 milioni di ettari e con quasi 80.000 imprese, quindi non è più una nicchia, comincia a diventare una realtà. E su questo, secondo un settore forte, positivo, in grande evoluzione, che pone delle sfide all'Empaia e anche alla gestione separata, perché ovviamente noi abbiamo una grande responsabilità per valorizzare, e qui credo che il ruolo del consulente, il ruolo del professionista sia fondamentale per supportare il lavoro delle nostre imprese e quindi per essere capaci poi di dare le risposte ai nostri previdenti e anche alle nostre imprese. Mai come in questo periodo di grandissima difficoltà, è stato ricordato anche da Alessandro Maraschi, della pandemia che ci ha posto veramente, che ci ha stressato delle situazioni incredibili, con grande anche capacità di reazione, però ha creato dei grossi problemi, mai in grande difficoltà così il nostro Paese e guarda caso mai una quantità di risorse così abbondanti, copiose, tutte inserite in una serie di acronimi che non la finiamo più, PNRR, Next Generation EU e poi il Green New Deal e avanti, che più ne ha più ne metta. Quindi le sfide sono grandi e noi sicuramente avremo una grande responsabilità nel mettere in campo, perché noi dovremo, e lo stiamo facendo, non ne ho dubbio, essere in grado di tradurre poi in capacità di spesa, perché poi chi come noi nell'agricoltura è abituato, no, Roberto, a interfacciarsi con l'Europa, sa benissimo che c'è un istituto che si chiama disimpegno, perché l'Europa dice, boh, io ti ridò i soldi, però se non li spendi non è che te li chiedo indietro perché magari non me li darai, ma quelli futuri non te li do più, finché non vado a pari. Quindi questo tema, il tema del disimpegno, è un tema che dovremmo tenere in grandissima attenzione, la capacità, e quindi anche come professionisti, di poter supportare tutte le strutture, quindi dalle imprese agli enti, penso in primis, guardo al Presidente Cazzaro, ai consorzi di bonifica, la capacità di poter, ma siamo sicuri che noi lo faremo, certamente evitando magari qualche svarione come quello, diciamo, un po' simpatico che ho ricordato prima. L'Empaia è una realtà, come ricordava Maraschi, antica ed è una dei 20 soggetti delle casse dei professionisti che operano nel nostro Paese. Tenete conto che negli ultimi 10 anni il patrimonio delle casse dei professionisti sono passati da poco oltre i 50 miliardi di patrimonio ai 95 attuali. Quindi vuol dire che tutte le casse, da quelle dei medici, che è la più grande, l'Empam, che cuba qualcosa come 24-25 miliardi di patrimonio, voglio dire, hanno ben gestito, perché in 10 anni non dico che abbiano raddoppiato, ma ci manca poco. Però ha una particolarità questa nostra Empaia. Empaia nasce da un accordo collettivo tra associazioni di categoria soprattutto che rappresentavano i proprietari, i coltivatori e il mondo del lavoro, quindi l'ente bilaterale nasce nei primi settembre del 1936 e il prossimo anno, 2022, festeggeremo gli 85 anni e faremo anche della bella attività, stiamo cercando di farci riconoscere questo traguardo anche del Presidente Mattarella. Quindi nasce molto, molto lontano nel tempo, quindi è una realtà consolidata, sana, anche se come ricordava Maraschi era un po' impiantata, no? Poi col decreto 509 del 94 Empaia è diventata una fondazione con personalità giuridica di diritto privato che non si occupa però di primo pilastro, quindi noi le pensioni le dà l'INPS, perché noi appunto la nostra Empaia, diciamo i previdenti sono le imprese, circa 9.000 imprese e oltre, siamo in forte crescita anche noi, comunque con numeri importanti, gli impiegati e i dirigenti che operano in agricoltura, siamo superato i 40.000 previdenti, insomma.
Poi col decreto legislativo 103, come è stato ricordato nel 96, ad Empaia è stata riconosciuta la gestione, la possibilità di gestire anche in maniera separata altre realtà, come è accaduto poi qui in questo caso per gli agrotecnici, anche con la capacità quindi di diciamo, gestire anche il primo pilastro e quindi erogare le pensioni. Empaia quindi non ha un mono previdente, diciamolo pure, no? Quindi ha più gestioni, quella ordinaria, no? Quindi si occupa appunto di TFR, di fondo di previdenza e di assicurazioni per gli infortuni professionali e extraprofessionali. Qui sono i 40.000 che dicevo, le 9.000 imprese. Poi c'è una gestione speciale per quanto riguarda il fondo di accantonamento per quanto riguarda i consorzi di bonifica, quindi altra gestione, che però è sempre interna a Empaia, però è una gestione speciale, che ha un suo comitato, che non è però come il comitato delle gestioni separate, che è indipendente, che è nella gestione anche degli investimenti e quindi della gestione diretta della rappresentanza, e poi 2 gestioni separate, che sono quella degli agrotecnici e quella dei periti agrari. Allora, le iscrizioni, come dicevo prima, sono in incremento. Nel 2015 Empaia aveva circa 36.500 iscritti, adesso siamo oltre i 41.000. Abbiamo una soddisfacente, diciamo, possiamo dire, distribuzione di genere, perché abbiamo il 54% di sesso maschile e di sesso femminile, il 46%, con un incremento nell'ultimo anno di grande difficoltà, perché il dato ultimo del 2020 del 3,5% di iscrizioni, quindi non è poco in un anno di grande difficoltà. La gestione speciale si occupa e ha il socio e associa e convoglia dentro Empaia i consorzi direttamente, non i dipendenti dei consorzi, ma i consorzi, quindi sono circa, su 140 consorzi ce ne abbiamo iscritti 124, ma abbiamo aperto i termini e alcuni sono entrati, eravamo poco più di 100, adesso siamo arrivati a 124 e vi ricordo anche con una certa, come si può dire, soddisfazione, anche quello che ricordava Alessandro Maraschi, le iscrizioni, è un dato recente, al 27 del 9, ci sono già al 27 di settembre 116 nuove iscrizioni e quindi questo vuol dire che la categoria è in grande movimento positivo. La nostra gestione, quella caratteristica, quella ordinaria, è una gestione importante. Il patrimonio di Empaia cuba quasi oltre i 2 miliardi e 300 milioni di euro, di cui circa 500 milioni sono diciamo, a valore di mercato, non di libro, che sarebbero un po' di più, il settore immobiliare, quindi l'importante con quasi 1300 immobili, quasi tutti su Roma. Adesso l'avrete visto in giugno, fine maggio, primi di giugno siamo andati a Milano perché abbiamo fatto un grosso investimento assieme a Generali, a City Life abbiamo acquistato un immobile che insomma è proprio lanciato nel futuro oltre che verso il cielo, perché sono 35 piani e lì è la nuova filosofia di smettere del patrimonio vecchio, obsoleto, immobiliare su Roma e investire in giro per l'Italia e non solo su immobili di grande prestigio e anche di grande capacità reddituale. Lì dovremmo raggiungere quasi il 5% lordo sul capitale, quindi è importante. Il resto è tutto capitale immobiliare che quando siamo entrati questa consigliatura siamo partiti nell'ottobre del 2018, quindi poi abbiamo fatto il bilancio del 2019 che era il bilancio del 2018, avevamo un rendimento che era arrivava a malapena a superare l'1%, adesso con l'ultimo bilancio del 2020 noi abbiamo portato il rendimento, diciamo, della porzione immobiliare al 3,7%, quindi un incremento quasi esponenziale che però è frutto di un grande lavoro con questi numeri grandi, importanti, eccetera. Il grande impegno di questa consigliatura è partito inesorabilmente da una grandissima ristrutturazione. Per prima cosa è stato ricordato anche poc'anzi un grandissimo sforzo
e anche qui ci vuole un po' di fortuna, nelle cose umane funziona così, una fortissima ristrutturazione del capitale umano. Cioè il più grande investimento che ha fatto Empaia in questi pochi anni, quindi dal 2018, dall'autunno del 2018 fino all'autunno del 2021, sono 3 anni, lo sforzo più grande, e non è stato facile perché poi, come ricordava poc'anzi Maraschi, il direttore della finanza, il dirigente è salito a bordo nel settembre del 2019, quindi ci abbiamo messo quasi un anno e non era neanche il numero 1 della selezione. Per fortuna che il numero 1 è andato a fare un altro lavoro e abbiamo fatto salire a bordo il numero 2, che è Cornelio Marco Mereghetti, che è veramente, secondo me, un fuoriclasse del settore, perché poi è una persona di grandissima disponibilità, non è che fa pesare la sua conoscenza, la sua capacità e la sua tempestività nel dare segnali ai dirigenti poi e quindi a noi amministratori per poi assumere le conseguenti decisioni. La seconda cosa che abbiamo voluto portare avanti, la seconda ristrutturazione proprio feroce che abbiamo voluto fare è stata quella di tutta la gestione e quindi del sistema informatico. Noi eravamo con dei, come si può dire, siamo tra di noi, permettetemi la battuta, tanto poi l'ho fatta in vari... Prego? Ah beh no, meglio ancora. No, noi potevamo essere hackerati da un bambino delle elementari, perché adesso le elementari sono dei smanettoni eccetera, però eravamo messi con una infrastrutturazione informatica obsoleta che diciamo più che risolvere i problemi li complicava, no? Quindi la testimonianza che ha ricordato Maraschi del fatto che poi ci fosse sempre comunque l'amministratore sollecitato telefonicamente eccetera eccetera per risolvere i problemi, e questo non sta più accadendo, e questo è frutto di un grande investimento anche economico eccetera, per cercare appunto di sostenere il lavoro, perché poi progettare delle innovazioni e poi non avere gli strumenti per attuarli rischia di essere ovviamente oltre che controproducente che diabolico. E poi l'ultima cosa, se mi permettete, è anche una ristrutturazione, chiamiamola logistica, della nostra sede in Viale Beethoven 48 a Roma, che, come si può dire, il paradigma era il mio ufficio. Io ho un ufficio che è una serra, perché è tutto finestre, delle quali ne aprivo solo 2, non riuscivo, permettetemi che ho una certa prestanza ancora nonostante l'età, non riuscivo a aprire finestre, finestre con vetro singolo, era un forno e una ghiacciaia, dipendeva dalla stagione. Quello era il paradigma e l'abbiamo rivoltata come un calzino, anche per dare un'immagine di modernità e di possibilità, insomma l'ente ha la forza per farlo. Ci sono state anche resistenze eccetera, però poi alla fine le cose si devono fare, perché poi più si aspetta e più si finisce poi per non far nulla. Quindi un grande sforzo e anche poi nella filosofia, questa è stata mutuata anche dai suggerimenti e dai confronti che si fanno anche quotidianamente o comunque durante le sessioni anche con gli agrotecnici, ma non solo, un grande sforzo supportato dalla competenza del nuovo dirigente della finanza e della direzione generale, ricordo, perché abbiamo un cavallo da corsa nella direzione generale, perché non è un palafreniere, quello lì bisogna frenarlo, perché è uno che spinge sempre il dottor Diacetti sempre molto, molto in avanti e sempre molto, diciamo, propositivo su questo. E devo dire che è cambiata la filosofia, perché come ricordava Alessandro Maraschi prima, cioè il periodo del risk free, quando bastava acquistare i BTP ed eri a posto perché tanto il rendimento era garantito e non avevi rischi, non correvi, noi abbiamo dovuto portare in campo tutta la nostra competenza e quella della nostra struttura per cercare di ottimizzare rischio, rendimento, quindi non mettere a rischio il meno possibile, ma qualcosa bisognava pure aprire, per cercare di portare quei rendimenti che poi, è stato ricordato, sono su numeri veramente importanti, ma che è molto difficile raggiungere. Ad esempio,
la capacità del nostro dirigente, della nostra struttura. Quando è successa la grana di Evergrande in Cina, noi immediatamente abbiamo portato a casa le plusvalenze, abbiamo dismesso quindi le partecipazioni con una ottima, tra l'altro perché era una high yield e quindi un'ottima diciamo performance, e però questa è la dimostrazione che si sta sul pezzo e si riesce a dare la comunicazione giusta e soddisfacente a tutti quanti. Quindi la capacità di diversificare, una grande diversificazione, grandissima, proprio per attenuare il più possibile il rischio, un controllo del rischio feroce e la tempestività. Adesso noi siamo addirittura d'arrivo per mettere a punto e quindi dotarci di un regolamento degli investimenti molto, adesso sarà in discussione anche nei comitati delle gestioni separate e poi lo adotteremo, mantenendo sempre però la capacità operativa molto diciamo intensa per essere sul pezzo e riuscire in questo modo a cogliere occasioni che il mercato. Non siamo dei trader, non facciamo rischi, non andiamo a fare americanate o roba così, o non so, non andiamo a acquistare diamanti in Sudan, cioè non facciamo quelle cose lì. Noi però siamo diciamo investitori di lungo corso, scusate, siamo investitori istituzionali e siamo però in grado di appunto regolare rischio e rendimento e avere poi i risultati che i nostri previdenti si aspettano, forse anche meglio. Quindi in breve questa capacità che è stata espressa da questa consigliatura, con l'aiuto di tutti, perché qui se mi metto a fare i nomi poi rischio di tralasciare magari qualcuno, ma a partire dalla direzione generale e giù fino all'ultimo usciere è stata approntata e messa in campo una grande rivoluzione, e questo, se mi permettete, è stato ricordato anche prima, va comunicato. Perché se uno fa delle buone cose e non le racconta o non sa raccontarle bene, poi con la competizione che c'è adesso sui mercati, siano essi mercati di qualsiasi tipo, sei inesorabilmente destinato a rimanere a margine. Quindi bisogna comunicare. Noi non avevamo, io ho fatto anche l'altra consigliatura, ero solo un semplice consigliere di consiglio di amministrazione, noi non facevamo nessuna attività di divulgazione, di conoscenza di Empaia. Empaia ha delle cose da dire, anche perché, torno a dire, il settore di riferimento nostro è l'agricoltura ed è uno, e sarà ed è uno dei motori della ripresa del nostro paese del post-pandemia. Lo sta dimostrando, i numeri, il nostro export, i nostri prodotti sono lì. E quindi fin da subito, con la direzione generale, condivisa con tutti, siamo partiti con una collaborazione col Censis del professor Giuseppe De Rita e del suo team, con un periodico rapporto Empaia Censis che analizza dei temi che sono sul tavolo, e quindi riusciamo ad avere, diciamo, il bollo, diciamo, della bontà del prodotto che lo garantisce il Censis, ma su temi che decidiamo noi. E l'ultimo rapporto Empaia Censis verteva proprio sul tema di quale sarà il dopo pandemia. E l'agricoltura, gli italiani hanno risposto chiaramente, con delle percentuali incredibilmente alte, oltre il 90%, ritiene che l'agricoltura sia uno dei settori che saranno il motore della ripresa. L'altra è la relazione annuale di Empaia, cioè lo stato dell'arte di Empaia che rappresentiamo al mondo. Lo facciamo di solito al Senato, in qualche aula, sala Zuccari, piuttosto che l'anno scorso l'abbiamo fatto in una sala piccolina, però invitiamo un po' la politica, invitiamo, diciamo, i sottosegretari, eccetera, tutti quelli che hanno a che fare col nostro mondo, ed è sicuramente un punto di riferimento, e questo ci viene riconosciuto anche
viene riconosciuto a Empaia anche dalle altre casse per questa capacità comunicativa. E l'ultimo, se mi permettete, è un vero e proprio successo, quest'anno la seconda edizione del Forum di Empaia. Forum di Empaia di Ladispoli, abbiamo individuato in questa località stupenda sul Mar Tirreno, proprio su un vecchio stabile, diciamo di metà 800 eccetera, la nostra location, il nostro luogo diciamo deputato, e quest'anno posso dire che chi ha partecipato può certamente testimoniare, perché lì si parla delle sfide in generale per il Paese, quindi diciamo le prospettive, e dopo ovviamente legate all'attività di Empaia, ma in generale al settore di riferimento, ma in generale anche al Paese. E devo dire che il livello di quest'anno è stato di un livello che io raramente ho visto. Quindi siamo sicuramente un ente vivo, me lo posso garantire, pronto a cogliere tutte le occasioni, è un ente propositivo, è un ente che fa del pragmatismo e della capacità di fare il proprio verbo assoluto, ovviamente con tutti i limiti, però noi non demordiamo, quindi siamo un ente che ha questa volontà e anche ha dimostrato nel tempo, con la crescita, con la ristrutturazione, di poter le cose non solo annunciarle ma farle. La gestione separata degli agrotecnici è in linea, molto in linea con diciamo, le volontà, peraltro condivise con il Consiglio di amministrazione, perché questo tipo di approccio, gioco di squadra, chiamatelo come volete, sarà sicuramente foriero di risultati molto positivi, e diciamo che i preconsuntivi ci danno già una linea di tendenza che va ben oltre le aspettative e ben oltre i bilanci diciamo di previsione. Allora io credo, e chiudo, che lo sforzo più grande che noi dobbiamo fare, lo dico agli amici qui al tavolo ma a tutti voi, dobbiamo prima di tutto comunicarlo, è fondamentale. Dobbiamo contaminarci e contaminare soprattutto le nuove leve e far conoscere la gestione separata, Empaia e i servizi che dà, perché sono tutti a vantaggio del previdente. Dobbiamo quindi, come colleghi, essere capaci di creare in questo modo, io credo che sia una strada dalla quale non si possa derogare, per creare le condizioni per diciamo, rendere non solo con i bilanci dei nostri attuari che ci dicono no, avete una prospettiva di crescita eccetera eccetera, ma noi dobbiamo creare le condizioni per un futuro veramente migliore e sicuramente che ci garantisca diciamo, e metta i professionisti, metta i previdenti nelle condizioni di poter stare tranquilli. Io credo che le premesse ci siano e le risorse che i previdenti versano all'Empaia e alla Cassa, in questo caso degli agrotecnici, siano, io voglio augurarmi, noi per il momento ci siamo, ma anche chi verrà dopo sono sicuramente in buone mani. Grazie.